Vabbè, io sono all'estero, no, la mia casa in Italia l'hanno messa come, che sono ricco, l'hanno messa come seconda casa, ho pagato 1000 euro di IMU e vabbè, lasciamo perdere. Comunque tutto funziona a modo loro. Vabbè, ok, io accetto. Prima Non o poi però funziona lascio l'Italia, niente! vendo tutto Come e tutto via. funziona? Non funziona un cacchio! Non funziona Ha nulla! detto a Nulla! loro modo. A loro modo ha detto. A loro modo. Sì, sì, non funziona, ma io ho visto che mi hanno trattato non so, Da ricco. da un ricco, da un ricco. Ecco, adesso vedevi, nella pausa vostra, vedevi il telegiornale tedesco che ha detto che in Grecia hanno prelevato 2500 milioni i privati dai loro conti perché non è stato eletto quel presidente e per la paura che i soldi se ne vanno in fumo, i cittadini comuni mortali si sono andati, fanno la fila ai bancomat per prendersi i soldi e metterli sotto al mattone. Se noi facessimo una cosa simile pure in Italia, credo che qualche cosa si muoverebbe. Certo, Questo è il punto. va bene Vito. Grazie, Grazie. grazie. Buon anno. Volevo chiedere a Vito come funziona la polizia in Germania. Volevi chiedere come funziona la polizia in Germania? Volevo chiedere a Vito, Sempre lo meglio so, di, sempre meglio di voi altri. Io lo so come funziona. Ma vai in Germania. Io lo so come funziona in Germania. Come funziona? In Germania funziona che fanno più ore di noi, fanno più ore di servizio di noi, pigliano il doppio, Di voi. sì, il doppio. E Allora, pagano meno tasse. e pagano meno tasse, l'abbiamo sentito. E se arrestano qualcuno lo e se sbattono in arrestano- galera. No, E non lasciano hanno uscire. bisogno, vede direttore, non hanno bisogno di arrestarlo, perché lo crostano lì, sulla strada. Passano dei filmati in web, l'ho messo anche sul mio sito, dei filmati di clandestini, delinquenti, perché la polizia non ferma o mena uno qualsiasi, delinquenti. Bene, questi erano clandestini fermati in metropolitana, lei dovrebbe vedere le scene di come sono stati fermati e nessuno ha protestato. Noi sono usciti, le parlavo prima dei protocolli di intervento, bene, noi hanno studiato, usciranno a giorni, hanno studiato come perché abbiamo fatto una richiesta, come dobbiamo intervenire per non andare in galera, per non perdere il lavoro, perché poi finisce così. Stanno studiando e ci stanno dando dei protocolli di intervento. Volete saperne una? Uno scoop, un piccolo scoop. Dobbiamo, quando ammanettiamo una persona a terra, lo dobbiamo ammanettare girandolo di lato. Quindi deve stare disteso e di lato per non schiacciargli la cassa toracica per terra. Dobbiamo usare il manganello non nelle parti vitali. Quali sono le parti vitali? Non ce l'hanno spiegato, però solo gli arti superiori e non quelli inferiori. Cioè, allora, quando noi dobbiamo andare in servizio, in ordine pubblico, e stare attenti a queste cose, c'è da mettersi le mani nei capelli. Adesso ci danno la telecamera, sa quella telecamera di cui parlavamo nel mio primo intervento da voi? Anzi, la ringrazio perché visto quello che ha detto, gli elogi, il fatto che sia seduto qui significa che lei abbia scelto a parlare di sicurezza il sottoscritto. La ringrazio anche a nome dell'UGL Polizia. Quello che voglio dire, ci hanno dato, visto gli scontri e visto le problematiche durante gli scontri, ci hanno in alcune città più grandi, dove chiaramente le manifestazioni sono ad alto rischio, Napoli, Torino, Milano e Roma, hanno dato in dotazione circa 800 telecamere con una SIM che viene, nell'eventualità c'è lo scontro, viene innanzitutto l'ordine di azionarla viene dato dal funzionario responsabile del servizio, viene automaticamente ripresa se c'è lo scontro. Bene, questa telecamera verrà posizionata nel taschino, non sul casco. Io mi chiedo, questo illustre signore che ha serve? se noi davanti abbiamo lo scudo, Allora, ma cosa vedremo? vogliono- Sa cosa succederà? vogliono salvaguardare- No, glielo dico io cosa succederà. Succederà che qualche magistrato penserà che abbiamo messo lo scudo nel momento di essere picchiato, perché questa persona si andrà a far refertare in ospedale, dirà un poliziotto mi ha picchiato,
assumono l'immagine, non si vedrà l'immagine perché abbiamo lo scudo davanti, il collega passerà i guai e nessuno ci paga l'avvocato. Perché non fate rivendicazione, scusatemi, no? Ha fatto bene a dirlo. Questa Si vergogna. dicono in dialetto qua. Ma sai cos'è? Questo è il risultato della famosa direttiva Alfano dopo gli scontri con la FIOM. Alfano doveva fare il ministro dell'interno, sta facendo il politico da quando è stato messo lì. Sta facendo il ministro. Scusate. Anni, Sì. 22 adesso. Ecco, li hanno fermato lì a Padova al mercato generali e aveva il camion, non suo, cioè no di mio figlio. L'hanno fermato perché è venuto fuori senza tesserino, cioè nel tachigrafo, solo per fermarsi a dormire perché poi doveva andare a Cittadella a scaricare, ma doveva rientrare nelle ore di guida. Bene, l'hanno multato, sono entrati in cabina, hanno rovesciato tutto come fosse un delinquente, gli hanno fatto una multa, è andato a processo e in più gli hanno tolto i punti e hanno macchiato la fedina penale di mio figlio che aveva 21 anni, oggi ne ha 24 e mio figlio, ha capito, mio figlio non ne frega più di andare a rubare o fare, perché di questa giustizia, di queste cose qui, solo per far di cassa, perché erano della provincia di Padova, di Piave di Sacro, questi qui, questa polizia, capito, ha assassinato mio figlio, l'hanno rovinato, la fedina penale macchiata, capito? Questa è la polizia italiana, mi vergogno di essere italiana. Grazie signora, grazie Luciano. Io rispondo immediatamente in velocità. Allora, il comportamento di una persona, questo che sia poliziotto, sia carabiniere, che sia idraulico, che sia sociologo, il comportamento di una persona, l'educazione di una persona, alzo le mani davanti a questa tipologia e modo di intervenire. Non ero presente, quindi magari ci viene raccontata diversamente. Non voglio giustificare nessuno. Il comportamento dei colleghi non lo voglio giustificare. Sta di fatto però che, l'ho detto prima nelle depenalizzazioni, se ha sbagliato nella contravvenzione, c'è una contravvenzione e va rispettata. Siamo abituati, sa cosa? Sempre a rimbeccare, no? Si dice, ah ma io non l'ho fatto perché non ferma quella macchina. Questo succede solo in Italia, lo dico ancora prima. Il problema è, vede, ci sono tipi di reati in cui vanno a pagare e ci sono reati in cui se suo figlio col camion prende sotto uno, oggi non si va più in galera. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Prego. Torniamo presto, purtroppo devo salutare e ringraziarvi. Moreno, fatti vivo. Un saluto a tutti quanti. Tutta la polizia. A tutta la polizia, carabinieri, forze dell'ordine, a chi ha lavorato il 25 e anche il 31. Alla gente dico, teniamo duro, tenete duro. Auspico insomma che questo governo non risparmi, non tagli sulla sicurezza. Questo è importante perché paghiamo tutti quanti. Tanta buona salute a tutti. Buon anno, evviva. Ciao.